Questa sera c'è l'appuntamento con la musica, con voi che siete i Senza Vergogna. Come nascono i Senza Vergogna e a cosa vi siete ispirati per il vostro nome? Allora, i Senza Vergogna nascono da 6 pensionati che non sapevano come occupare il tempo e per cui abbiamo pensato di formare questo gruppo. Dopo la genesi del nome è molto elaborata. In primo tempo volevamo chiamarci i ragazzi dell'INPS, però dopo abbiamo detto se ci sente il presidente dell'INPS, che allora era Tito Boeri, correvamo il rischio che ci abbassasse la pensione. Per cui lui, che è il bello del gruppo, ha detto ma perché non ci chiamiamo le prostate roventi visto l'età? No. Allora è nato questo nome, i Senza Vergogna, che un po' rispecchia anche il nostro genere musicale, insomma, che vogliamo rifarci a dei gruppi importanti, ma noi siamo musicisti dilettanti, insomma, per cui musicisti da strada e facciamo un repertorio anni 60-70, però tutto acustico, quindi è una cosa un po' diversa dai gruppi, insomma, che girano di solito con chitarre elettriche, distorsori. Noi facciamo tutto in acustico, e però una cosa che ci piace, che ci caratterizza, è che ci piace cantare, quindi tutti cantiamo. Quindi la nostra forza è questa, insomma, le voci corali che riusciamo a mettere insieme. La cosa più importante di questo gruppo è che si basa fondamentalmente sulle voci, perché noi non siamo dei gran musicisti, siamo dei musicanti, non dei musicisti, e quindi noi fondiamo tutto sulle nostre voci, tranne qualcuno che canta un po' così, ma il resto è questa la nostra caratteristica. Quello che canta un po' così sarei io, che sono tra l'altro il migliore di tutti qua, riconosciuto. Tutto qua, dai, sono più anziano del gruppo, comunque sono contento di far parte di questo gruppo, perché sono molto attivi e molto giovanili. Anzi, è piacevole, innanzitutto sono degli amici. Io e Franco qua veniamo da un vecchio complesso che si chiama I Cani della Luna degli anni 60, qua si conoscono. Siccome erano randagi, loro li abbiamo raccolti noi e li abbiamo messo nel nostro gruppo. Vabbè. Comunque siamo qua ancora a divertirci tra di noi e passare il nostro tempo migliore. E soprattutto far divertire la gente, perché ci divertiamo noi, ma dopo anche abbiamo soddisfazione se anche la gente che ci ascolta si diverte, insomma. Suoniamo assieme sarà un paio d'anni circa, insomma, forse anche un po' meno, un paio d'anni, e abbiamo cominciato, come dicevo, per riempire i vuoti che ci lasciava la mancanza di lavoro, di impegni, quindi da pensionati. E dopo, siccome la cosa ci piaceva, abbiamo continuato, abbiamo cercato anche i primi ingaggi, adesso a dire la verità siamo pieni, questa settimana suoniamo quelli tutte le sere. Come i Rolling Stones. Però ci divertiamo, questa è la cosa importante, insomma, e anche se poi la fatica si fa sentire, cioè caricare, preparare gli strumenti, eccetera, però insomma il divertimento supera anche la fatica molte volte, quindi bene così, insomma. Speriamo di continuare, se il buon Dio ci dà la fortuna di vivere, perché abbiamo comprato gli strumenti nuovi, ma il nostro dubbio è di non riuscire ad ammortizzarli, perché abbiamo quasi tutti 70 anni, quindi ma forse. E qual è il messaggio, adesso scherzi a parte, che volete trasmettere con le vostre esibizioni, con la vostra musica? Ma parlo sempre io. Secondo me il messaggio più importante è proprio dire, insomma, che 6 vecchietti, insomma, danno speranze anche ai giovani, insomma, perché i giovani che già suonano, che cominciano a suonare, se ci vedono suonare anche con una qualità che è da pensionati, però insomma dà speranza per il futuro anche ai giovani. Se sono arrivati loro, tanto meglio, possono dire arriviamo anche noi, insomma. È un'estate, quella di Cison, senza artigianato vivo, però con un calendario di appuntamenti. Sicuramente è un'estate un po' particolare, un po' per tutti. Ci sono forse un po' di più perché era il 40° dell'artigianato vivo, purtroppo quest'anno è andata così, però noi siamo fiduciosi, abbiamo calendarizzato questi eventi che sono partiti venerdì fino al 15 e cerchiamo di dare un po' un segnale di continuità di vita qui a Cison, frequentata da tanti turisti in questo periodo, vuol
per il nome che ormai c'era da 40 anni di artigianato vivo e tanti turisti che arrivano lo stesso, dunque per noi è stata una cosa tra virgolette dovuta, ma abbiamo fatto con molto piacere, ecco, proporre queste cose insomma, per i cittadini e per i turisti. In mancanza di artigianato vivo abbiamo anche un po' cercato di capire da parte delle associazioni quali erano le volontà di mantenere viva la tradizione del Ferragosto cisonese, e quindi anche grazie al supporto di varie associazioni il calendario è stato costruito per permettere ai cisonesi in particolare di avere comunque un Ferragosto sereno e che ricordasse la tradizione. Una mano ce l'ha dato il gruppo Giovani con le serate di cinema che hanno organizzato per i prossimi giorni, i borghi più belli d'Italia, per la serata dei desideri che ci sarà domani sera, e la tradizione dello spiedo grazie alla Proloco, il ciurrasco dell'associazione Noi Don Venanzio, che è stata dedicata in particolare proprio ai cisonesi, e poi la Via dei Mulini, che ha organizzato la seconda edizione del premio Matteo Buffon, che sarà giovedì, e una passeggiata guidata che sarà fatta la notte in attesa del Ferragosto.